Una giornata dedicata alla pallavolo di fine anno, ma con tante belle cose. Abbiamo studiato questa festa proprio incontrando amici, giocando a pallavolo e aiutare gli altri. Praticamente sono i 3 punti su quale va avanti da tanto il nostro progetto. E quindi i nostri ragazzini hanno giocato a pallavolo con amici che sono venuti a trovarci da Genova, amici del mini volley e ragazzi della pallavolo unificata Special. E abbiamo poi visto giocare a pallavolo ragazze di B2. Questa è un'occasione di aver visto un buon livello, il massimo che può avere la nostra Liguria in questo momento. Conclusione, la partita del cuore, soprattutto per ricordare una persona. Sì, la partita del cuore appunto è stata fatta in collaborazione con l'associazione Giorgia Longo, la ragazzina appunto che purtroppo dopo un allenamento lo scorso anno ha avuto un incidente fatale e quindi io personalmente conoscevo un po' la ragazzina e ancora di più i genitori. Loro hanno questa associazione che portano avanti su tutto il territorio italiano per ricordare appunto la figlia. Noi abbiamo provato a immaginare che cosa avrebbe voluto fare Giorgia, diciamo della sua vita. Lei era molto giovane, era molto determinata nello studio, nello sport e avrebbe avuto anche un progetto di lavorare alle missioni, per esempio, perché lei era andata a scuola dalle suore e era una sua idea. Infatti un primo ricavato che abbiamo avuto lo abbiamo versato alle missioni in India. Grazie a questa partita riusciremo a dare un sostegno a quello che è l'associazione in suo ricordo. L'associazione si occupa di progetti in sostegno di bambini per sviluppare quello che potrebbe essere delle attività che riguardano sia lo sport che la cultura e lo studio. Giorgia era una brava studentessa e una giocatrice di pallavolo che è riuscita a conciliare questo nella sua vita grazie alla sua grande determinazione e quindi tante persone sono qui per ricordare quello che era la sua positività.